questo atto, che è anche l'ultimo atto del governo Berlusconi, è l'ultimo atto di un periodo negativo per la nostra storia che dura da 15 anni, nel quale l'idea che in questa società sia soltanto il denaro che conta, sia soltanto la visibilità, sia soltanto la mercificazione delle cose e del proprio corpo, un modo, una visione, un modello di vita, ci auguriamo che venga meno anche con questo atto, che è la fine di quel modello di società che Berlusconi aveva in mente, anche se i danni che sono stati provocati nelle nostre generazioni, soprattutto nei giovani, sono così gravi che ci vorranno anni per porvi rimedio. Ma non fosse altro che perché questo è l'ultimo atto di questo governo, dovremmo dire, o potremmo dire, passi e passi in fretta, in modo che con l'approvazione ci siano anche le immediate dimissioni di Berlusconi. Ma noi non ci sentiamo di affrontare questo tema semplicemente da questa prospettiva, perché dobbiamo anche dire che questo provvedimento, che ha qua e là alcune misure che sicuramente sono condivisibili, ha dentro di sé ancora la continuità e la continuazione di un modo di impostare le problematiche del nostro Paese che fa parte di quella famosa lettera che Berlusconi ha mandato all'Unione Europea e che viene contrabbandata come una risposta alle richieste che arrivano dall'Europa. Mi permetto di dire che non c'è niente di vero in questo. Io ho qui le osservazioni, le richieste di chiarimento che il commissario Hahn ha inviato basandosi su quella lettera, che dimostrano in più punti come in realtà l'Europa, e come cosa di cui noi abbiamo piena consapevolezza, l'Europa è interessata ad un risultato. L'Europa è risultata ad un saldo che noi dobbiamo garantire. All'Europa non importa più o meno come noi andiamo a raggiungere quel saldo. L'importante è che garantiamo la salvezza dei conti pubblici e il quadro della finanza pubblica. Lo è così chiaramente che davvero, leggendolo, sembra quasi che l'Europa per la prima volta senta parlare di determinate misure contenute in quella lettera, altro che l'Europa che detta prescrizioni al nostro Paese su come intervenire. Ed allora voglio dire che, ripeto, accanto ad alcune misure assolutamente condivisibili, ce ne sono molte che ci lasciano perplessità. L'idea che si vadano a tagliare, che si vada praticamente ad azzerare il Ministero dello Sviluppo, il Ministero che per definizione dovrebbe preoccuparsi di far crescere il nostro Paese, vede azzerato pressoché totalmente la sua dotazione finanziaria. Vorrei capire se questo è uno strumento perché d'ora in avanti questo Paese cresca. Qua dentro, per la crescita del Paese, non c'è pressoché nulla. Si è detto la liberalizzazione delle professioni, ho sentito dire, ma quale liberalizzazione? L'unica misura che c'è qui dentro è il venir meno dei minimi professionali, ma io vi leggo che cosa ha scritto il commissario Hahn chiedendo i chiarimenti. Dice: la lettera parla di misure atte a rafforzare l'apertura delle professioni e servizi pubblici locali. Il governo potrebbe fornire ulteriori dettagli sui contenuti di queste misure e sui settori che ne sarebbero interessati? Abbiamo compreso bene che c'è l'intenzione di rimuovere le barriere all'ingresso alle professioni? E mi pare che se questa era una delle prospettive richieste dall'Unione Europea, sicuramente su questo punto non c'è nulla. Quindi di che parliamo? Di qualche cosa di minimale? Di qualche cosa... Sentivo un collega ieri in una trasmissione televisiva che dava le percentuali, diceva c'è il 55% del contenuto della lettera di Berlusconi. Io non so, dava i numeri perché non so realmente come si possa dire, così ha sostenuto più volte che c'è il 55% della lettera. Allora voglio dire,
non c'è nulla realmente per lo sviluppo, ma ci sono dei tagli significativi che sono in qualche modo davvero inaccettabili per un paese civile. Io penso, per esempio, alla riduzione del contributo al fondo di rotazione vittime dei reati mafiosi, estorsioni e usura, in una situazione nella quale, grazie alla crisi economica, l'unica impresa che va e continua ad andare meglio è la mafia, le attività mafiose, la criminalità organizzata. Noi tagliamo un fondo che serve per contrastare quel tipo di attività. Ma vi sembra possibile, vi sembra accettabile che questo venga contrabbandato come un decreto che serve per favorire lo sviluppo? C'è la riduzione dei trattamenti economici per la DIA, che è la Direzione Investigativa Antimafia, ma qui si vuole invece forse aiutarla la mafia e la criminalità organizzata, togliendo spazio e risorse a chi è preposto a combatterla. Ed ancora un nuovo regalo senza condizioni di assistenzialismo al settore dell'autotrasporto. Qui da 10 anni questo governo continuamente, ed è noto che c'è un parlamentare che guida sindacalmente quella categoria, che è una delle categorie che, se stiamo a quello che il probabile futuro primo ministro Monti ha dichiarato recentemente, io dovrò fare la lotta ai privilegi, alle corporazioni. Qui siamo in presenza di assistenza e invece di destinare quei fondi a creare condizioni di competitività e di liberalizzazione in quel settore per rendere le imprese forti, si continua a fare dell'assistenzialismo. Allora voglio dire, ci sono altre, io non voglio farla lunga, ma ce ne sono anche altre misure, che ci sono quelle per esempio che riducono, che tolgono risorse all'attività sul controllo delle ferrovie dal punto di vista delle possibili pericoli e rischi legati al trasporto ferroviario. E dopo che abbiamo avuto, se stiamo a quello che il probabile futuro primo ministro Monti ha dichiarato recentemente, io dovrò fare la lotta ai privilegi, alle corporazioni. Qui siamo in presenza di assistenza e invece di destinare quei fondi a creare condizioni di competitività e di liberalizzazione in quel settore per rendere le imprese forti, si continua a fare dell'assistenzialismo. Allora voglio dire, ci sono altre, io non voglio farla lunga, ma ce ne sono anche altre misure, che ci sono quelle per esempio che riducono, che tolgono risorse all'attività sul controllo delle ferrovie dal punto di vista delle possibili pericoli e rischi legati al trasporto ferroviario. E dopo che abbiamo avuto, se stiamo a quello che il probabile futuro primo ministro Monti ha dichiarato recentemente, io dovrò fare la lotta ai privilegi, alle corporazioni. Qui siamo in presenza di assistenza e invece di destinare quei fondi a creare condizioni di competitività e di liberalizzazione in quel settore per rendere le imprese forti, si continua a fare dell'assistenzialismo. Allora voglio dire, ci sono altre, io non voglio farla lunga, ma ce ne sono anche altre misure, che ci sono quelle per esempio che riducono, che tolgono risorse all'attività sul controllo delle ferrovie